Bene raga, tutti dal comandone veneziano, siamo su Semplice Benetton che da poco che non giochiamo e siamo contro il Deportivo. Qualche partita abbiamo fatto in velocità, tipo turni di Coppa di Spagna che erano insomma abbordabili. Ho cambiato un po' la formazione, vediamo se riusciamo a combinare qualcosa, perché comunque siamo leggermente in difficoltà. Nel senso in difficoltà, eh, non siamo diciamo i favoriti per il titolo, perché comunque sono tante squadre che corrono di più di noi. Siamo contro il Super Depor, vediamo cosa combiniamo. Niente da fare, non riusciamo a Faugacchio. Dai che abbiamo anche la maglia figa. Dai fioi, dai, niente. Gol de Barcelona, finalmente Gabriel Omar Babistiuda. Dai Bati, dai ragazzi, dai ragazzi. Cerchiamo di essere importante una vittoria alla Corugna. Niente. Tattiche del Bars FC Barcelona. Adesso il modulo è così, più coperto. E vediamo cosa riusciamo a combinare. Allora, vediamo un po' le condizioni. Le condizioni. È un Zend infinito. E mettiamo, facciamo un Litmanen. Facciamo così, un po' diciamo, Rivaldo là è un po' forzata, ma non possiamo fare altrimenti. E anche figo, mettiamo Babangida. Ok. 88esimo. Stiamo mangiando di tutto. No, incredibile come sempre all'ultimo secondo, proprio, è proprio truccato incredibilmente sto gioco, mamma mia. Allora abbiamo 39 punti e 42, pazzesco, pazzesco. La Coppa finché sono i primi turni li faccio diciamo in velocità, passiamo 1-0 contro il Barcellona, gol di Gabriel Omar Batistuta. Qualche soddisfazione, almeno in Coppa. Ragazzi, stiamo vincendo 3-1 con l'Umansia all'88esimo. Il cambio modulo sta dando risultati, per fortuna. Vediamo la parte finale perché voglio andare molto avanti con la stagione. Quindi un buon 3-1. Competizione, siamo tornati al comando, ragazzi. Mamma mia, le dura, le dura, le dura. Sì, volevo prendere Mendieta. In realtà ho preso Mendieta, ma arriva il 15 giugno del 2000, la lasciamo perdere, voglio neanche commentare sta cosa, ma non mi sono accorto perché pensavo che il mercato durasse fino al 31 gennaio, invece non è così, perfetto, sono un grande, raga. Quindi ho preso Mendieta, ma non servirà un cazzo. Racing de Santander Barcellona, il Real Madrid è primo, ragazzi, l'ha vinto tutti i recuperi ed è primo purtroppo, quindi so cazzi, ha 3 punti di vantaggio con una partita in più. Vediamo adesso contro Racing de Santander. Gol del Barça. Zenden. Santander pareggia. Ai ai ai. 1-1, 1-1 non va bene. Abbiamo un Rivaldo che non sta giocando benissimo. Mettiamo Litmanen e Gigi Enrique. Mettiamo Pippo Cocu. Vai. Ragazzi, non possiamo pareggiare col Santander, però. Non riusciamo a portarla a casa. Strano, morto qualcuno. Perfetto. Puyol per Reitzinger. Ok.
Gol del Barça, Gabriel Omar. Gabriele Omar. Gol del Barcellona. Attenzione, vedi, oh, 3-2, yes, mamma mia, c'è andata bene ragazzi, c'è andata benissimo. Torniamo al comando. Penso per differenza reti, non so, credo, non so. Vabbè, non lo so, però so solo che siamo infortunato 4 mesi Reitzinger, perfetto, finita la stagione di Reitzinger. Scusate per la registrazione contro Real Madrid, siamo già in svantaggio in campionato, match scudetto, fioi. Mamma mia, che bello non accorgersi che, che non siamo in registrazione. Eccolo, sì, vabbè, però veramente ragazzi, so che è normale, però appena rientrato Guardiola, subito rotto, dal 100% di condizione, che do coglioni. Mamma mia. Dai raga, dai, niente. Dominiamo noi e vince il Real de Madrid, che si è svegliato, era messo male, le ha vinte tutte poi. Tattica Barcellona, entra Pochi Clifford. Dai, ma con pareggio. Espulso Carlos, giusto Carlos, gol del Barcellona. Clivert su rigore, espulsione di Carlos. Roberto Larcos, dai, no, no, direi che vincono comunque. Gol del Barça, calma, Clivert. Patrizio, no, fuori anche Clivert. Che bello. Quanto amo questo gioco. Siamo devastati. A posto di Zender mettiamo Pippo Q. E basta. Forse un altro. Mettiamo Yara Litmanen per Riv. No, basta, ciao. Incredibile, partita cattivissima, 50 espulsioni. Quanto sarebbe importante vincerla. Se il Madrid la pareggia sicuro, lo sappiamo, questo gioco è balordo. È balordo. E poi gli ultimi minuti prendi tipo 50 gol al secondo. Sì, e si vince, partita pesantissima. E si vola a più 3 sul Real de Madrid. Oh, godo, godo, godo. Guardiola fuori settimane, vai, tutti contenti e si gode. Tempo tra Barça e Valencia 1-0, gol di Batigol, ma abbiamo una squadra veramente distrutta dagli infortuni. C'è Bogarda, Velardo, Michele, Serghi, cioè non abbiamo giocatori. Volevate farla veloce perché sono di perdere 8-0, invece addirittura stiamo vincendo 2-0. Comunque il modulo l'ho azzeccato forse adesso, eh. Però siamo con 3 squalificati e 3 infortuni. Cioè, io capisco che è normale, tutto quanto, è con la patch, però che sboccio. Cioè, ci stiamo veramente falcidiando. Ci sono i quarti d'andata col Valencia. Mamma se è dura. Mamma se è dura. Tattica Barcellona. Esce Omar che è veramente tornato in corsa, che se mi dicono ancora che no, non va bene, che non è stato un acquisto giusto, ma vabbè, avevo capito che il gioco è un po' deficiente. Gigi Enrique per piacere. Ecco. Stiamo facendo una bella stagione, siamo tornati col cambio modulo. Ok. Perfetto. Sto facendo partite più veloci proprio per cercare di arrivare più avanti possibile e poi fare nell'ultimo video la fine stagione. E cambiare gioco. Perché insomma la stagione questa è bella, però troppi rotti. Cioè, per carità, Guardiola, Reitzinger, Puyol, Nesta, squalificato Clivert. Per fortuna gli altri sono rientrati. Siviglia e Barcellona in piena emergenza. Siviglia e Barça in piena emergenza, purtroppo. Obiettivo vincere almeno un trofeo importante perché la Supercoppa non conta, anche se l'ho vinta, ma me la sono trovata. Una stagione dove il Barça ha finito secondo, ha perso in semifinale. Cioè, gli eterni secondi sono stati in questa stagione il Barça, quindi qualcosa a portarla a casa. Ai ai ai, gol del Siviglia. Siamo troppo in emergenza adesso, eh? Quando sei così in emergenza è dura, purtroppo. Siviglia domina, purtroppo. Rigore, gol del Barça, Gabriel Omar, si è svegliato Gabriel Omar, criticatelo ancora Gabriel Omar, criticate Gabriel Omar, vaffancuore. Siamo Xavi, dovrei evitare espulsioni, grazie. E vediamo però perché la partita la sta comunque conducendo il Siviglia, sarebbe un miracolo. Gol del Barça, ancora Gabrielaccio, ancora Gabriel signori, ancora Gabriel.
Gol del Barça, ancora Gabriele, ancora capitano del Siviglia, la corsa alle distanze. Pericoloso sto 3-2. Sappiamo che il gioco è bastardo. Allora abbiamo Zenden finito, mettiamo Pippo Cocu e l'altro è Gigi Figo, mettiamo veramente molto molto la rischio, però non posso rischiare altri infortuni. Probabile che ci sia sicuro il pareggio del Siviglia. Ma segnalo però, segnalo. Niente, non riusciamo a portare a casa la partita. Pericolosissimo. E finisce 3-2. E finisce 3-2. Ci stiamo svegliando. Il Madrid vince purtroppo, ma siamo sempre a più 3. Siamo sempre a più 3. Si gode. Siamo alle semifinali 2-0. Per fortuna, dai, complessivo di 4-0. Quindi molto bene per Litmanen. Ovviamente espulso. Quindi siamo tranquilli. Perfetto, 2-0 l'andata, 2-0 ritorno. Raga, siamo al 52esimo e Battistuta ce la sta regalando in una emergenza infortuni devastante. Tutto mettere in panchina di panchinare al 70% che sono comunque rotti, qualcosa di bellissimo, di meraviglioso. Però Battistuta è veramente in forma, tripletta ancora di Gabriele, ragazzi. Era lo standing Govation. Ok. Pippo Cocu per Zenden. E al posto, è diventato Nesta almeno. E al posto di Gigi Figo. Gabriel. Dai. Prega, se non la rimonta della vita per piacere. Comunque il modulo azzeccato a bomba, godo. Godissimo, godissimo. Adesso il Real Madrid deve perdere, però speriamo. Non so se possiamo vedere insieme la partita. Real de Madrido, Celta, dai Celta. Oh. Pareggio, mamma come godo. Mamma come godo. Agevole contro il Mallorca, ma ancora Guardiola e Fiui fortunati. Perfetto, Guardiola fa la partita, rotto, fa la partita, rotto. Perfetto. Comunque un buon 5-1. Dai, vediamo la classifica. Il Madrid vince. Cioè, però abbiamo un più 5 importante, raga, calma. Ragazzi, Velodrome Marsiglia sempre distrutti come a livello di infortuni. Ma va bene, vediamo cosa combiniamo al Velodrome di Marsiglia. Quanto era bello però quando c'era ogni foto diversa per ogni schermata, cioè stupendo. 0-0 direi che comunque in Champions la salutiamo. Ho questo piccolo sensation. Dai, Fe, proviamoci almeno. Allora, batti gol, vediamo un attimo le condizioni. Zenden, mettiamo Pippo Cocu. Rivaldo non l'ho visto, è il posto di Battistuta, Patrick Kluivert. Dai, cambiamo tutto e vediamo se siamo un po' fortunati. Se no dobbiamo salutare la Champions, vediamo. Giallo, punizione, niente da fare. Praticamente finita la partita. Dai, calcio d'angolo, rigore. Gol del Barça! Alla fine Kluivert me la regala. Yuhu. Eravamo 6-6-3-3. Mamma mia, ok, Patella è scatenato. Mamma mia, che bava. Qua c'è andata di culo, ragazzi, eh. Dobbiamo essere sinceri. Pareggio un po' balordo all'ultimo minuto, cioè gli ultimi minuti, meno male Nesta, però purtroppo perdiamo 2 punti, ho paura, raga. Pareggio che non ci voleva col Valladolid, vediamo il Madrid con l'Oviedo, prevedo un 7-1 del Real Madrid. 0-0 godo, rimane tutto così, mamma mia, c'è andata veramente di bava. Contro l'OM in casa, sarebbe importante portare prendere i 3 punti, ma vediamo. Gol del Barça, Patrick Kluivert ha fatto un po' la staffetta con Gabriel Omar Batistuta. Dai, proviamoci, proviamoci. Nella stagione questo cambio modulo comunque me l'ha svoltata, in ogni caso, comunque vada, è stata una gran stagione adesso. Gol del Barça, ancora lui, Patrick Kluivert. 100.000 spettatori, ragazzi, del Camp Nou per Barça Marsiglia.
Tiro della bandierina, attenzione. Tattiche Barcellona. Allora, esce Riv ed entra Litmanen. Poi vediamo la stanchezza. QQ finito. Entra Zenden, che però anche lui non è messo benissimo. Kluivert lo teniamo. E basta. Vediamo Frank de Boer per Sergi, però siamo messi male terzini. Occhio. 85esimo. Fischio finale, buon 2-0 ragazzi. Il cammino in Europa continua, mancano 2 giornate, 9 punti. L'AIK bene, però sta rientrando l'Arsenal, attenzione. Ottima vittoria contro il Celta per 2-0, Rivaldo, figo. Il cammino continua, il Real aveva già vinto col Valencia, quindi rimane così il distacco. Contro le K di Atene ci giochiamo tanto qua, eh. Ci giochiamo veramente tanto. Gol subito, Rivaldo. Vitor Rivaldo. Se non erro ho perso l'andata con le K, anche per te che ho perso, cioè, finora. Ero convinto di essere fuori questa sconfitta, veramente ero convinto. Dai raga, proviamoci a passare anche ai quarti di Champions. Così abbiamo tutte le opzioni aperte. E si vince 1-0 facile e probabilmente passiamo il turno. Yes, passato il turno anche come primi. Perfetto, godo, godo, godo. E si gode. Raga, 60esimo, siamo 4-1 col Deportivo Alaves. Molto bene, la squadra c'è, la squadra c'è, la squadra c'è. Allora, mettiamo Babangida. Kluivert per Battistuta, mettiamo i big. Voglio preservare i big. Ecco. 85. Ti fai subito, ma incredibile. Oh. Cioè, pazzesco. Pazzesco. Appena messo Babangida. Devo giocare in 10 anche. Meno male che hai vinto. L'ultimo secondo proprio. Va bene, Real vince. Il distacco rimane così. Dai, teniamo duro, raga. Pareggiamo con i Gunners 2-2, quindi finiamo anche bene. Vinciamo il girone in scioltezza. Godo con la K a Atene, pazzesco. Adesso vediamo di qua, poi vediamo i sorteggi e dopo chiudiamo tutto nell'ultimo video, ovviamente. Qualificato, perfetto. Coppa di Cap contro il Milan, porca miseria. Parma e K Atene, Milan Barça. Red, Real Madrid, Lazio, Bayern, Monaco, porca miseria, proprio la cimina. Ci becchiamo Andri. Vabbè, raga, ci becchiamo per la volata finale, nella speranza, ovviamente, di portare a casa il titolo. Manca ancora parecchio, però vediamo un attimo il calendario. Cioè, mancano ancora tante giornate, però siamo, diciamo, in bolla in tutte le competizioni. Raga, saluto il comandante veneziano. Ciao!